Amici bellini, cosa ci va nel titolo di questa conferenza molto scarica, molto priva di contenuti interessanti per quanto riguarda la partita, che però ci dà degli spunti un po' più profondi che potrebbero anche, insomma, preoccupare, o comunque dai un assist a quelli che vogliono metterti i bastoni tra le ruote. Cominciamo! Ieri il fatto di Lucca, ho fatto uno short, non so se avete visto tutto il discorso di Lucca, il record, lo prendi, litigano, poi lo sostituisci, un macello esagerato. E anche su quello c'è chi è d'accordo e chi no, quindi il calcio è bello anche per questo, è che veramente tutti possono avere un'opinione. Benvenuto o benvenuta Gela Benashvili, e qua si tratta di georgiani che restano nel nostro canale, che bellezza, thank you so much, welcome. Il like a scongiurare un Conte scarico, scazzato, scoglionato, non riesco a vederci altro, scrivetemelo. Male Valerio, come fai a dire che è scoglionato? E si vede, dai, ci sono un paio di punti che dobbiamo ascoltare, proprio le sue parole, non vi dovete fidare di me, dobbiamo ascoltare e poi ci ragioniamo insieme, ma spostiamo. Si comincia con la frase di Ausilio, insomma, che ha detto se il Napoli vince lo scudetto, l'Inter vince la Champions, firmerebbe, e Ausilio dice sì. Di conseguenza Giordano dice: no, questa non è una cosa mia, lei che cosa farebbe, firmerebbe, eccetera eccetera. Conte fa finta, oppure io non riesco a pensare che uno così dentro al calcio poi non abbia sentito questa dichiarazione, perché però vabbè, lui dice no, che ha detto Ausilio, non ho sentito, e rigetta completamente la cosa, dice non parlo di altri dirigenti a meno che poi non tocchino le cose nostre che riguardano il Napoli per fare il male del Napoli. È una cosa superflua, è una cosa da non commentare, non mi interessa. Il che già qua, se uno si vuole divertire, e non sono io, però lo vedrete scritto da qualche parte, Conte Juventino di titanio, nel senso, pur di far perdere l'Inter e di non fargli prendere, o anti-interista, per non far prendere la Champions all'Inter, sarebbe capace di rinunciare, perché tu devi dire subito sì, è chiaro che firmare, non sei in Champions, significa scudetto per il Napoli, devi dire subito sì, è normale che Ausilio dice sì, anzi Ausilio potrebbe dire non firmo niente, noi ci giochiamo tutte le cose, e invece un Conte che sta giocando solo il campionato dovrebbe dire sì, però lui preferisce dire non commento niente, va bene. Poi gli si chiede di Spinazzola e Olivera, domanda legittima per capire a che livello, però poi nessuno gli ha chiesto di Billing, nessuno gli ha chiesto di Anghissà, nessuno gli ha chiesto se è il caso o meno di prendersi dei rischi. Vabbè, insomma, Conte ci dice che sono arruolabili, si allenano da 2 giorni, quindi sono arruolabili. Vediamo però se sono abili, e lo ripeterà più volte che averli recuperati. Molti dicono recuperato Spinazzola, sì, però poi lo stato di forma. E quindi questo ci conferma una cosa che diciamo spesso, cioè che non è il caso a volte di accelerare i rientri, che poi rischi comunque non li avresti in forma, però ricordiamo le parole di Spalletti, i giocatori rientrano in forma giocando. In questo caso Conte ci dice proprio noi ci dobbiamo prendere il rischio, cioè magari tecnicamente per lui non è ancora pronto Spinazzola, ma lo devi mettere per forza, e a questo punto, visto che ci ha detto che entrambi si allenano da 2 giorni, non sappiamo nemmeno chi sta meglio dell'altro. Ci fidiamo dei rumors, pensiamo Spinazzola, ma potrebbero essere uguali, e magari mi viene in mente, magari si possono dividere la partita, così recuperano un pochino di minutaggio entrambi e quindi ce li possiamo aspettare entrambi. Il Como ha un organico forte rispetto anche alla sua classifica, eccetera eccetera. Ci sono novità tecnico-tattiche, dobbiamo continuare a lavorare, cercare di crescere, se c'è la possibilità di crescere, e poi vediamo, ecco, va bene. E qua Conte dice come c'è un progetto interessante, hanno investito nel centro sportivo,
zeppatella. Poi hanno fatto un'offerta per Teo, se questa offerta è vera o meno, comunque il rumore lui lo porta, lo butta dentro. E poi cita 4 giocatori, tra quelli più talentuosi: Nico, Diao, Fadera, Perrone, il nostro Perrone, Francesco Perrone. E qui dobbiamo stare attenti proprio. C'è il rischio di pensare all'Inter. Come vi piace sta domanda, come vi piace? Il presente e il Como è un momento non semplice, quindi dobbiamo pensare solo al presente. Il momento non semplice ovviamente si intende i giocatori recuperati, ma che non significa che siano in una forma decente per fare la partita, quindi non c'è nessun rischio di pensare già all'Inter, devi pensare al Como. Ritrovare la solidità difensiva, perché nelle ultime partite abbiamo sempre concesso qualcosina. Conte ribadisce questa frase, un po' una frase fatta, che era lo slogan anche di Garcia, anche di tutti gli allenatori. Io voglio fare un gol più degli avversari, preferisco, non dice in questi termini, ma significa anche vincere 4-3 è meglio che avere il clean sheet e fare una grande difesa, perché poi 0-0 si fa un punto. Se invece vinci 7-6 hai subito 6 gol ma porti 3 punti, è chiaro. Poi ci sta che quando fai una serie di clean sheet poi dopo magari prendi i gol continuamente, nel senso che si bilanciano secondo Conte queste cose, che comunque hai la migliore difesa, poi che fai un po' di clean sheet e poi fai qualche partita consecutiva a subire gol non cambia niente. Insomma, non so se sono proprio d'accordo, però vabbè. Poi gli dicono che Fabregas ha detto di Conte che è perfetto per le squadre che non vanno bene, che non stanno bene, e Conte dice chiaramente: la mia storia è questa. Poi però mi piacerebbe in futuro sedermi in pole position, cioè a stare in una squadra che magari era già prima in classifica e quindi ti trovi in una situazione consolidata dove puoi continuare a vincere. Noi siamo poi gestori di fondi, se il patrimonio alla fine è uguale non hai fatto danni, quello che ti hanno affidato. Se invece il patrimonio te lo ritrovi più corposo, vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro al di là del risultato. È un po' insomma già il rivendicare di aver fatto un ottimo lavoro, perché hai preso una squadra disastrata che era decima in classifica e sei primo, e decimo non ci arrivi quest'anno, quindi vuol dire che già hai fatto un ottimo lavoro, virgola, al di là del risultato, cioè al di là poi del trofeo che puoi alzare, che è l'unico che puoi alzare, quindi l'ottimo lavoro è stato fatto. E su qua non c'è dubbio, non ce lo dimentichiamo, anche se dovessimo poi essere delusi alla fine. Questa settimana lei ha detto che ci vogliono dei tempi per gli automatismi, per migliorare anche il 302. Questa settimana è stata importante per questo, e qua Conte va un pochino più nello specifico e secondo me ci dà quasi un indizio. Noi dobbiamo fare il sistema di gioco in base al momento. Il momento significa anche gli infortuni e le defezioni che hai e allo stato di forma dei vari giocatori, e sfruttare chi è più in forma. A questo punto, quando tu mi dici così, mi fai pensare a Raspadori, cioè sfruttare Raspadori che sta in forma perché è stato messo dentro, è stato il migliore dell'ultima partita e ha anche segnato, senza snaturare sempre il fatto che l'allenatore si deve adattare ai giocatori che ha nel momento. Poi però dice 20 metri in più, 20 metri in meno ti cambia poco. Poi dice proprio giocare sugli esterni. Ascoltiamo un attimo. Penso che noi dobbiamo essere bravi a cercare di modellare un sistema di gioco non snaturando le caratteristiche dei calciatori, lasciandoli al loro posto e cercando di sfruttare anche i calciatori che magari in questo momento sono più in forma. È chiaro? Poi puoi fare 20 metri in più, 20 metri in meno, cambia poco, però se giochi sugli esterni magari non ti snaturi comunque, capisci come situazione. Noi dobbiamo cercare di fare questo. Poi ripeto, tutti quanti noi vorremmo sempre vincere, fare un gol da più. Signori, questo perché ero diventato questo sembra quasi un Raspadori che può giocare 20 metri sulla sinistra e recuperare il discorso 4-3-3. E mi viene in mente, poi vediamo se Conte la pensa così oppure se ci sta sviando, sta lanciando una trappola. Sembra quasi come a dire sì, sfruttiamo i giocatori che sta più in forma, Raspadori, però non è detto che debba fare il 3-5-2. Con Spinazzola o con Olivera puoi tornare a fare il 4-3-3 con un Raspadori un po' più là. Se non avete visto il video di ieri, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Insomma, poi cosa lasciano i 3 pareggi molto diversi, bla bla bla. L'obiettivo è sempre i 3 punti. Poi magari ti rubano l'idea, la citazione al Petisso.
E le ultime trasferte, e qua Conte fa un brutto scivolone, e manco in sala sono preparati. Per me è più facile perché io la guardo dopo e poi su internet posso controllare, però una me la ricordavo. Perché Conte dice comunque nelle ultime trasferte, le ultime 4 trasferte, il Napoli ha sempre perso. Poi magari dico una fesseria e c'è un po' di mormorio in sala. Dice no, veramente no. Ma allora Conte cerca di aggiustare, dice forse non ha vinto. E poi gli dicono no, nell'anno dello scudetto il Napoli ha vinto. Signori, non solo nell'anno dello scudetto. Prima di tutto, l'anno scorso con Mazzarri 0-0, risultato ad occhiali. E questa vabbè, può essere dimenticata. Cioè, il Napoli non perde a Roma con la Lazio, può essere dimenticata perché è tutta una stagione non memorabile. Poi è vero, nell'anno dello scudetto c'è Kim Kvara, e ce la ricordiamo quella partita perché è la partita dove Kvara fa la ruleta, fa quella piroetta e tira da metà campo sul palo, una roba straordinaria. E quella ce la ricordiamo, ma poi anche nell'anno precedente con Spalletti, dove è proprio la partita in cui ci abbiamo quasi creduto allo scudetto anticipato, ed è uno dei miei video più visti sul canale perché quel gol di Fabian allo Scadè, indimenticabile. Quindi purtroppo negli ultimi 4 anni Mazzarri un punto l'aveva fatto, Spalletti nelle 2 trasferte vince tutte e 2 le volte. Quindi qua scivolone Conte, non preparatissimi nemmeno in sala, ma è una cosa normale. Poi arriva Sport Italia, bene, tra l'altro che continuate ad invitarli. Non è più ovviamente Manuel Parlato per Sport Italia, ma è un altro che dice ma se lei dovesse indicare una dote che lei ha dato a questa squadra, una skill. Vabbè, Conte dice la disponibilità di questi ragazzi, poi addirittura gli suggeriscono la resilienza. Ecco la resilienza. In psicologia la resilienza, chiamata anche forza d'animo o flessibilità, è un insieme di qualità mentali e caratteriali, sia innate che acquisite, che consiste nella capacità psicologica di saper rispondere in modo adattivo a traumi e difficoltà. Sì, la resilienza, il percorso di vita. Se tu da bambino devi lottare per avere un jeans o un maglioncino, insomma, tutte chiacchiere che non servono a un cazzo di niente. Dopodiché l'ultima domanda ovviamente ci costringe ad ascoltare di nuovo le parole di Conte dalla sua viva voce, perché si parte dal presupposto: i tifosi sono molto legati a lei, sono un tutt'uno con lei, quindi vuole dare un giudizio sulle italiane in Champions, domanda che sembra slegata dalla premessa, ma che si lega al fatto che ci sono stati questi rumors che vogliono Conte già accordarsi con il Milan, perché con Seisao forse non convince, rumors sulla Roma, perché la Roma deve trovare con Ranieri che diventa dirigente un'altra soluzione. E a sto punto ragazzi mettetecela dentro, uscirà, e mi scriverete poi quando usciranno voci più insistenti. La Juve, perché Motta all'80% dei tifosi della Juve non convince, poi non lo so se la dirigenza va dritta per il suo percorso, ma è facile che salta anche lui se poi non inquadrano almeno l'obiettivo quarto posto. Quindi metteteci Conte anche in orbita Juve. E la domanda vuole portare Conte a tranquillizzare tutti, diciamolo ai tifosi che lei sarà l'allenatore del Napoli anche l'anno prossimo. Noi dobbiamo continuare a lavorare, cercare di crescere, se c'è la possibilità di crescere, e poi vediamo, ecco. Va bene. Grazie. Non ci ha tranquillizzato, abbiate bontà, e questo dà un assist a chi vorrà divertirsi per destabilizzare. Purtroppo Conte non ci ha tranquillizzato, ha detto bisogna crescere, cercare di crescere se ci sono le possibilità di crescere, e poi si vede, e poi vediamo. Non ha detto assolutamente io ho 3 anni di contratto, che di cosa state parlando, perché volete mettere zizzania, l'ambiente è spaccato, perché volete tutti uniti, spalle contro spalle. Non ha detto questo, che io sono contentissimo di stare qua, sto lavorando, lasciatemi lavorare, voglio portare il Napoli a raggiungere quegli obiettivi di cui avevo parlato inizio anno. Se c'è possibilità di crescere, poi vediamo. Signori, la realtà è questa. Abbracciamocela, cerchiamo di fare il massimo, perché non lo so.
se ci sono i margini. Io sono contento che Conte abbia sposato quello che era il claim iniziale, cioè che non è vincere l'unica cosa che conta, ma crescere è l'unica cosa che conta. Ma se lui vede che non c'è possibilità di crescita, è normale che possa essere deluso o voler andare da qualche altra parte. Non lo so se vuole andare da qualche parte dove poi vai partendo in pole position, voglio stare in pole position per una volta, e lui ha detto a Napoli non sei mai in pole position, non parti mai per vincere, sono quelle 3. E allora se sono quelle 3, la Juventus ci sei già stato, ci puoi tornare se ti vogliono, ma non mi pare che ti volevano. All'Inter è finita come è finita, ci sei già stato. Manca il Milan, al Milan non ti hanno voluto perché così, vabbè, io direi speriamo di fare il massimo e poi ci ragioniamo sulla questione di Conte, cerchiamo di essere concentrati sul campo e poi ne parliamo. Insomma signori, secondo me prende corpo questo discorso del 4 del 4-3-3 o 3-5-2 camuffato, così diamo pure ragione a Trevisan con Spinazzola, perché questi sono secondo me i 20 metri di cui parla Conte, con Raspadori che può fare così oppure così, e se fa così, cioè stare nella posizione sua preferita, uno Spinazzola va in avanti con più tranquillità rispetto a un Mazzocchi, e quindi quando lui va avanti c'hai un Buongiorno dietro che ti copre con Rachmani, Di Lorenzo, e se vuoi mantenere quel famoso equilibrio Di Lorenzo può rimanere un po' più bloccato, anche Politano fa questo lavoro, e quindi c'hai questa situazione qua che si può sviluppare tranquillamente. Non so Olivera, perché Olivera pure di posizionamento si mette al centro con i terzini che diventano mezze ali, però col pallone lo fa in maniera molto diversa rispetto a Spinazzola. Quindi, come ci ha detto Conte, rispetto ai giocatori che hai, alle loro caratteristiche, quello devi fare adattandoti e sperando, perché il Como qualche problema ce l'ha, perché altrimenti non avrebbe la classifica che ha, sono perforabili, però se gli dai fiducia sulle ali dell'entusiasmo ti possono far male, perché il talento ce l'hanno, sono veloci, giocano bene e bisogna stare attenti ovviamente. Leggo parecchi che sono un pochino delusi dalla conferenza, ma tant'è. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ditemi la vostra che io vi ho detto la mia, lasciate un like, a prescindere mi devo organizzare con la live, adesso vi esce la live, non vi preoccupate.